Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una live splash del vostro maestro veneziano. Oggi parleremo di nessuno deve venire dentro casa vostra a comandare al vostro posto. Cioè nessuno deve riuscire a mettere dentro nella vostra mente, nel vostro cervello, informazioni che possono deviare il vostro karma o la soluzione di una vita tranquilla fra le vostre mura. In altre parole, dovete gestire la stalla. È un metodo metaforico, no? Però prima di fare questo, il vostro maestro veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di YouTube di Hildegarda, il canale YouTube del vostro maestro veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi social. In Face stiamo lanciando o rilanciando due gruppi casti sacerdotali e radionica, radiestesia, tarologia ed ermetismo. Nell'ultimo siamo più di 1400. I link sono sotto qui in descrizione per poterci raggiungerci e iscrivervi. In più abbiamo il famoso sito capitano.artervista.org che ho creato dal 2015, ci sono più di 20 ebook di radionica radiestesia, ne hanno scaricati già 150.000 con tanto di istruzioni, quadranti, circuiti e il Marietto ha donato all'umanità più di 2 milioni di circuiti radionici e quadranti radiostesici, gratuiti, lo sottolineo gratuiti. In più c'è una sezione shop dove la gente che vuole può anche comprare questo talismano amuleto ideato e creato da Hildegard Veneziano, costa 150 euro più 10 euro di spedizione. Bene, detto questo, iniziamo un po' a parlare della situazione che ci sono oggigiorno. Oggigiorno noi viviamo in un mare di New Age, no? Uno si sveglia la mattina, inventa un nuovo percorso spirituale, pum, entra nei social e fa il fuoco d'artificio. Poi vi ho già spiegato che non siamo dentro una democrazia, cioè la destra, la sinistra, questo coclea di show, no? Destra, sinistra, roba del genere. Noi siamo dentro una talassocrazia. Dal 1945 abbiamo avuto il cappello degli Stati Uniti che voler volare si stanno dando una vita dignitosa. Vi ho già parlato che dentro questo grande show, no? Noi facciamo finta di essere destra e sinistra, ma alla fine vogliamo vivere bene come tutti. Però in casa c'è una cosa molto importante. In casa noi tutti, e lo ripeto, tutti, da New Age, Santoni, dormiamo, lo ripeto, dormiamo. E la cosa più importante è che il 30% della nostra vita noi lo passiamo a dormire, cioè esce da strada e chi no. E la cosa più importante è dove dormiamo. Allora, la prima cosa che si fa durante una indagine radiostesica è il sottosuolo, le varie linee energetiche che ci possono colpire di notte, ma ancora più importante è il materasso. Il materasso sembra una banalità, ma è molto più importante di quelle favole da settima dimensione, arrivano gli extraterrestri a salvarci, c'è l'invasione del terzo segreto di Fatima, cerchi di ferro rotolati. Allora, signori, quando io faccio delle indagini radiostatistiche vedo che molte persone purtroppo o hanno fatto degli incidenti o purtroppo hanno delle posizioni sbagliate nel letto. Ma queste posizioni non sono dovute che loro si spostano a destra e a sinistra, ma è il materasso. Quindi la regola aurea per iniziare è avere un materasso che sia un materasso decente, che vi dia la possibilità di dormire in modo che il vostro corpo sia sempre, in un certo senso, messo nelle migliori condizioni possibili per risvegliarsi sano e fresco. Se non attivate questo meccanismo, già 30% della vostra vita va a farsi, avete capito dove va a farsi? Quindi è importante che voi abbiate sempre un materasso, quindi lo testate, lo provate e vi dicendo perché anche dormire un millimetro sbagliato a 20 anni, a 30 anni, se avete ancora lo stesso materasso, vi procura un sacco di problemi. E di conseguenza andrete a cercare magie, mica magie in giro a destra e a sinistra, dottori e mica dottori, per il fatto solo che il materasso è sbagliato. Io un giorno ho fatto una domanda così a un fisioterapista bravo e mi ha detto no, il materasso non è indifferente. Invece no, perché chiunque è andato in un albergo dove non c'era un materasso che era messo o fatto in un certo modo, chiaramente si è rovinato tutta la vacanza. Questo è solamente un esempio. Oppure ci sono persone che hanno questo materasso da tanti anni e pensano che tutti i materassi siano così perché non ne hanno mai comprato uno nuovo e di conseguenza arrivano a 40 anni distrutti con la schiena storta, con vari emicrani e via dicendo. E tutti i chakra sono storti.
Allora, è chiaro che bisogna avere una forza finanziaria per comprarsi un materasso idoneo, perché finché si ha 20 anni il corpo si ricostruisce bene, ma dopo i 20 anni è chiaro che il recupero è nettamente più difficile. Bene, cari amici, grazie di avermi ascoltato e alla prossima da vostro non materasso Marietto. Grazie, alla prossima, ciao.